C'erano una volta le province. L'illusione di tagliarle per risparmiare soldi pubblici fu appunto un'illusione. Le province rimasero perdendo alcune funzioni che non furono sempre ben colmate, ma mantenendo la competenza su strade, scuole, ambiente, urbanistica e assistenza amministrativa ai comuni. Le province insomma sono sopravvissute, in molti, troppi casi più che sopravvissute, sono sottovissute, senza i fondi e le risorse necessarie per far fronte alle competenze rimaste e senza il personale necessario, visto che gli organici furono ridotti del 50%. Questo venne stabilito dalla legge 56 del 2014 e dalle normative collegate. Nel frattempo, negli anni, la situazione è migliorata per le risorse ma anche per gli organici. In pratica sono state ricostruite le strutture per gestire le competenze rimaste. Oggi la svolta. All'Assemblea dei Presidenti di Provincia, convocata a Roma dall'UPI, l'Unione Province d'Italia, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha annunciato che la riforma delle province, contenuta nel disegno di legge, è stata trasmessa al Consiglio dei Ministri, dove sarà presto discussa per essere approvata e iniziare finalmente l'iter parlamentare. Nel provvedimento si chiede di restituire alle province le competenze perdute, dalla protezione civile alla programmazione territoriale, e anche politicamente si punta a ricostruire una struttura con un presidente che non resti più in carica 2 anni ma 5, tanto quanto il Consiglio provinciale, con una mini giunta a cui vengano delegate le materie più impegnative. Anche il presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, da Roma, esulta. Oggi importante incontro ad UPI a Roma per determinare la riforma delle province. È intervenuto il Ministro dell'Interno che ha chiarito che la riforma verrà effettuata dal Governo nelle prossime settimane con un passaggio parlamentare poi nei prossimi mesi. Una riforma importante che vede il rafforzamento delle deleghe delle province e soprattutto un ruolo centrale nell'amministrazione degli enti locali.